Ogni giorno abbiamo un paio di casi nuovi, tutti i casi vengono processati attraverso una conferma presso il laboratorio di Padova, quindi noi alla fine abbiamo 34 casi confermati e un'altra trentina in attesa di verifica dai laboratori di Padova. Adesso tra l'altro anche la nostra microbiologia sarà in grado di attrezzarsi, quindi si semplificherà anche questo passaggio tecnico che è molto importante perché velocizza tutti gli interventi. Nel veneziano sono in tutto 34 i casi accertati di West Nile, circa un decimo dei 227 registrati a livello regionale. A Mestre un cluster si era avuto la settimana scorsa nella zona del Terraglio, dove c'è stato un importante intervento di disinfestazione che deve svolgersi secondo precise modalità. Nel momento in cui c'è una notifica del caso si valuta sia la residenza che le frequentazioni della persona per valutare dove può avere avuto l'infezione, e se ricade entro 2 chilometri da un altro caso e con 15 giorni di lasso temporale nell'insorgenza dei sintomi si parla di cluster e pertanto viene disposta una disinfestazione straordinaria. La sorveglianza rimane attiva fino a metà ottobre, però di fatto l'aumento delle piogge e quindi il cambio delle acque stagnanti abbatte la presenza del vettore, quindi riduce la quota di soggetti punti e anche poi la comparsa di casi sintomatici. Di conseguenza, con anche l'abbassamento delle temperature, sicuramente fisiologicamente andrà calando il fenomeno. Tra le accortezze quella di utilizzare il repellente, soprattutto all'imbrunire. Abituarsi a utilizzarlo, ecco, perché noi siamo abituati, dicevamo prima, a prendere la puntura, a infastidirci, ma vabbè, è una puntura di zanzara, invece abbiamo visto che ciclicamente, perché negli ultimi 2 anni questa cosa è successa, ma ciclicamente la West Nile si rifà sotto e quindi la puntura di zanzara non è sempre quell'evento banale che può essere, quindi ci abituiamo a usare un po' di, ognuno prende la profumazione che preferisce e ad averlo con sé, insomma, soprattutto all'imbrunire.